Buon pomeriggio a tutti, sono Marwa, una delle volontarie di Bergamo Scienza. Prima di iniziare vi chiediamo un momento di attenzione e ricordiamo che collegandosi al sito bergamoscienza.it e cliccando sul pulsante live è possibile postare su Facebook e Twitter la diretta dell'evento, inviare domande ai relatori o invitare i propri amici e follower a seguire la conferenza in streaming. Le domande dal web vengono ricevute da noi volontari, che ne proporremo una selezione durante il dibattito in sala. Per la traduzione simultanea è sufficiente scannerizzare il codice QR che trovate indicato sulle porte della sala o alle mie spalle. Il QR code vi indirizzerà direttamente al Converso Web App, dove potrete selezionare la lingua di interpretariato dal menu a tendina. Per l'ascolto della traduzione è necessaria una coppia di auricolari, vi chiediamo la cortesia di utilizzare le vostre, chi ne fosse momentaneamente sprovvisto può chiedere ai volontari in sala. Vi preghiamo di silenziare i vostri apparecchi, e di partecipare numerosi alle iniziative di Bergamo Scienza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto. Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera parleremo di robotica, industria e innovazione e abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi due esperti a livello mondiale in questo campo. Sono due dei vincitori dell'edizione del premio Engelberger 2022, il professor Bruno Siciliano dell'Università di Napoli e Bertil Thorvaldsson di ABB. Vi vorrei presentare i nostri relatori, poi loro dialogheranno e parleremo con loro di robotica e di evoluzione tecnologica. Invece che farvi un lungo discorso su chi sono e cosa hanno fatto, ve li presento utilizzando due brevi video. Quindi chiedo alla regia di mandare il video che presenta i nostri relatori, cominciando dal professor Siciliano. Sono nato a Napoli nel 1959, che è stato l'anno in cui è stato realizzato il primo robot industriale. Ho studiato e ho fatto tutta la mia carriera accademica all'Università di Napoli Federico II e ho sempre voluto raggiungere tutti i miei obiettivi qui. Napoli è una città che è abituata ad affrontare la complessità e ispirare le persone che vivono nella città, facendole sviluppare uno spirito di creatività. Il nostro lab Prisma si occupa di robotica dal 2008. Siamo cresciuti con un approccio che parte dal basso, dagli robot industriali fino a robot che interagiscono con la struttura circostante, con l'ambiente circostante. Il nostro obiettivo, il nostro sogno è sempre stato quello di realizzare robot utili e accettabili da parte degli esseri umani. Il nostro lavoro di ricerca si svolge in tre ambiti principali. Abbiamo sviluppato delle mani antropomorfiche per una manipolazione destrorsa. Grazie ai finanziamenti del Consiglio europeo di ricerca abbiamo assunto nuovi talenti e nuove competenze per sviluppare manipolazione dinamica non prensile e la manipolazione di oggetti modellabili. Abbiamo messo a punto delle pinze con sensori per poter utilizzare robot nei negozi e nei supermercati. Sia le strutture civili che quelle industriali rappresentano degli
ambienti estremi che richiedono tecnologie robotiche avanzate, mobili e morini. Abbiamo realizzato dei droni multicottero per testare viadotti e ponti e per una manipolazione cooperativa aerea dei carichi. Abbiamo realizzato un drone che è in grado di volare e di ispezionare tubature muovendosi lungo di queste, e anche un drone che permette di riutilizzare in maniera ecosostenibile le piattaforme offshore. Ma quali sono i vantaggi di queste tecnologie? La riduzione dei costi e dei rischi. L'operatore può guidare un robot in remoto in maniera sicura, che poi è in grado di svolgere dei compiti in maniera quasi semi-autonoma. Nel campo della robotica chirurgica abbiamo introdotto delle tecniche per garantire al chirurgo la possibilità di avere una percezione multisensoriale, compreso un feedback tattile che oggi nei sistemi commerciali ancora manca. Abbiamo progettato delle mini mani e delle mini strumenti per le suture, per le artroscopie, e abbiamo messo a punto nel campo della teranostica un micromanipolatore a 2 bracci che è in grado di trattare, diagnosticare e trattare cellule precancerose durante una colonoscopia, ad esempio. Abbiamo introdotto anche uno strumento di sperimentazione su piccola scala che permette di trasformare prototipi in prodotti di successo, rafforzando la collaborazione tra industrie accademiche con tutta una serie di esperimenti. Potremo portare avanti ulteriormente questo progetto. Altro strumento che abbiamo introdotto è quello del sfruttamento delle sinergie tra tutti i portatori di interesse per accelerare il processo affinché le tecnologie innovative possano passare dai laboratori di ricerca all'industria. Siamo molto attivi anche come hub digitale di innovazione in Europa. La nostra ricerca ha avuto un impatto notevole anche sulla formazione, sull'educazione. Negli ultimi anni all'Università di Napoli Federico II abbiamo visto un costante aumento di studenti che si laureano in robotica. Migliaia di studenti che arrivano dall'università di tutto il mondo e che studiano robotica dai nostri libri di testo. I nostri testi sono disponibili anche in 2 corsi di formazione online. Ma dove arriverà la robotica? La robotica contribuisce attivamente ad affrontare le sfide che si presentano in nuovi ambiti di conoscenza. Può essere utilizzato da sviluppatori e il nostro obiettivo è proprio quello di interfacciarci e collaborare con queste comunità di sviluppatori e di progettisti che stanno emergendo un po' dappertutto. La natura della robotica è di per sé interdisciplinare, e questo è colto da questo manuale che ha ricevuto il prestigioso premio PROS nella categoria di ingegneria e tecnologia, ed è stato anche il vincitore per l'eccellenza nella matematica e le scienze fisiche, veramente la consacrazione della robotica come scienza oltre i confini quindi dell'ingegneria e della tecnologia. Grazie, questo video è pieno di cose affascinanti. Presentiamo il nostro altro relatore di stasera, Bertil Thorvaldsson. Chiedo alla regia di mandare il secondo video. Grazie. 4 decenni di evoluzione robotica. Quando sono nato, mia nonna si aspettava che io diventassi un ingegnere. Vi era questa scuola chiamata Università della Tecnologia di Chalmson nella città dove eravamo, e sperava che mia nonna, avrei frequentato questa università, e quando è giunta la mia età dell'università, Intel ha rilasciato il primo microprocessore e sono rimasto affascinato. Ho voluto imparare tutto sui PC, sui computer, e quindi il sogno
di mia nonna, si è realizzato. Nel 1996 mi sono unito ad ASEA, un team che ha sviluppato il primo robot completamente elettrico controllato da microprocessore di V6. Anche se non c'erano telefoni cellulari o PC, siamo stati in grado di realizzare un robot che non era come quelli che facciamo oggi. Dopo alcuni anni come sviluppatore ho lasciato ABB, sono andato a lavorare in Germania come integratore di sistema, dove ho acquisito quella che era la prospettiva dei clienti sul robot. Nel 1995 sono tornato a lavorare per l'ABB, ma a Milwaukee, e qui ho potuto partire da zero con un nuovo team che ho apprezzato molto, e questa che ho fatto poi nella mia carriera più volte. Spesso sentiamo dire che i progressi della scienza sono veloci, ma quello su cui lavoravamo negli anni 90, che oggi chiamiamo l'Internet of Things, i gemelli digitali, erano soltanto all'inizio della loro storia prima di diventare pervasivi. Dopo un decennio negli Stati Uniti sono tornato in Svezia per avviare la mia azienda che si chiamava DJI Technologies. Volevo sviluppare degli strumenti per creare delle repliche digitali di quelli che erano i sistemi di produzione industriali, ma eravamo in una fase troppo precoce, era troppo difficile, non avevamo le attrezzature e quindi non avevamo neanche la modellazione tridimensionale. Quindi la mia azienda è stata acquistata da ABB e ci siamo limitati a quelli che erano i sistemi robotici di ABB. Avevamo già i gemelli digitali per effetto del lavoro fatto a Milwaukee, e quindi abbiamo realizzato RoboStudio, che è un marchio che è noto ormai ai clienti e ai concorrenti. Il successo di RoboStudio è che esegue lo stesso software che abbiamo sul controllore del robot. Quindi RoboStudio, quello che vi mostra, è anche quello che otterrete in fabbrica, e questo rende possibile la messa in esercizio virtuale, il call-out, la programmazione di nuovi sistemi di produzione nel mondo virtuale, in modo tale che il lancio in fabbrica è molto rapido e si può passare direttamente alla produzione. Quando abbiamo cominciato a sviluppare RoboStudio volevamo che tutto venisse gestito in realtà virtuale. La tecnologia era disponibile ma troppo costosa, e quindi RoboStudio si è limitato a un piccolo nicchia fino al 2016, quando i dispositivi erano meno costosi, e quindi ha delle funzionalità molto utili, come per esempio gli incontri virtuali, in modo tale che gli utenti si possono incontrare come avatar all'interno del RoboStudio per collaborare, per trovare soluzioni di automazione robotica. E poi l'altra tecnologia interessante è la realtà aumentata, l'essere in grado di valutare quelle che sono le zone sicure o i programmi da utilizzare in fabbrica. Bene, lo si può testare prima su RoboStudio. E poi abbiamo anche dei dispositivi come Teach Pendant che possono trasformare dispositivi fisici in virtuali. Questi sono soltanto alcuni esempi di quello che consente il metaverso. Sono orgoglioso di quello che abbiamo conseguito finora e non vedo l'ora di far fronte al viaggio che ci attende nel futuro. Grazie. Grazie, anche questo è un video che ci porta a percorrere la storia degli ultimi 40 anni di tecnologia, e quindi è affascinante anche questo. Ecco, partirei proprio da qui. La robotica è un argomento affascinante, i robot sono qualcosa di assolutamente attraente per la nostra attenzione. Per me dire robot vuol dire risalire ai racconti di Asimov negli anni 70, le leggi della robotica. Ecco, vorrei chiedervi qual è stato l'inizio della vostra passione, che cosa ha fatto nascere il vostro interesse che vi ha fatto poi dedicare alla robotica? Comincio io? Prego. Allora, innanzitutto buonasera. Guardando la clip di Bergamo Scienze e il fatto che Bergamo insieme a Brescia l'anno prossimo è capitale della cultura, mi piace fare questo ponte, perché io sono napoletano e sapete bene che quest'anno Procida è la capitale della cultura, quindi questo evento in autunno 2022 fa da ponte nel passaggio ideale di testimone da due mete stupende come Procida e come Bergamo e Brescia. Detto questo, rispondendo alla domanda di Enrico,
lo dicevo prima nell'interazione con i ragazzi, nel mio caso sono stato positivamente influenzato dalle letture adolescenziali dei libri di Isaac Asimov. All'epoca la robotica non esisteva ancora. Isaac Asimov è uno dei maggiori, se non il maggiore, scrittore di fantascienza. All'epoca si parlava di cibernetica, non era ancora stata introdotta quella che ora è, diciamo, molto in voga, cioè quella che è AI, Artificial Intelligence, intelligenza artificiale, e la robotica era di là da venire. Nel video di Bartil avete visto 4 decadi durante le quali lui ha contribuito allo sviluppo della robotica in campo industriale. Io ho avuto la fortuna di nascere nel 1959, che è l'anno in cui è stato realizzato il primo robot industriale su un'idea imprenditoriale proprio di Joseph Engelberger. Noi abbiamo avuto l'onore di condividere questo premio, Bartil per la parte industriale, io per la parte accademica, universitaria, quello che va sotto il nome di Education. Bene, io a 15 anni, a 16 anni, all'età dei ragazzi che erano prima qui a giocare col Cobot, mai e poi mai avrei immaginato che tutto il mio percorso professionale potesse essere vissuto attraverso quello che per me era un sogno, era, diciamo, una fantascienza, una cosa di là da venire. Poi il sogno si è avverato, io sono laureato in ingegneria elettronica, su questo poi magari torneremo dopo, sull'aspetto, diciamo, di qual è il percorso di studi che può portare alla robotica, e alla fine alcuni di questi sogni tutto sommato li ho visti realizzati. Perché? Perché quando io ho iniziato a interessarmi dei robot, i robot erano impiegati in aree segmentate, lontani dagli esseri umani, proprio per la pericolosità intrinseca che un robot possa far male a un essere umano, prima legge fondamentale della robotica di Asimov. Questo oggetto qua è un cobot e può essere utilizzato in maniera intuitiva, come se fosse un device di tipo plug and play. I millennials oggi comprano un nuovo smartphone, chi legge il manuale di istruzione? Lo accende e inizia a utilizzarlo. Bene, questa intuitività di questi strumenti è passata attraverso questi 4 decadi del video di Bartil e ha visto un progresso di cui devo dire che da italiano e da europeo io ne sono un tantino orgoglioso. Perché? Perché pur essendo stato realizzato il primo robot in America, e dall'Europa e in particolare dall'Italia, insieme alla Svezia e alla Germania, che sono venute le idee più innovative in questo campo. Molto bene. Bertil? Okay, Quando mi sono laureato all'università, era appena uscito il microprocessore e sapevo che volevo lavorare in quel settore, fino a quando mi sono imbattuto nella robotica, che non esisteva praticamente allora, e l'ho trovata così interessante lavorare con i computer che facevano muovere gli oggetti piuttosto che stampassero dei fogli di carta, e poi la robotica comprendeva tante tecnologie diverse, la teoria del controllo, la comunicazione dei dati, la visione artificiale, tutta una serie di cose che avevo studiato all'università, quindi è stato facile per me scegliere la robotica. All'inizio mi sono interessata ai computer, ma nell'arco del tempo il mio interesse per le applicazioni dell'informatica è stato più forte, e questo mi ha portato tutta una serie di conseguenze nella mia carriera. Vedendo tutte queste immagini affascinanti è impossibile non condividere il fascino e la passione, però mi viene in mente di chiedervi, visto che voi avete una visione di come si sta evolvendo questo campo, se non c'è in mezzo a tutto questo fascino e a tutta questa interessante tecnologia anche qualche rischio. Vedete qualche pericolo, vedete qualche modo in cui questa tecnologia possa andare per il verso sbagliato nei prossimi anni? Facciamo rispondere stavolta Bertil per primo.
first. Okay, Allora, comincio io. Non mi preoccupo in realtà di pericoli derivanti dalla robotica, perché i robot sono degli strumenti, degli utensili che consentono agli uomini di diventare più produttivi, e quindi piuttosto che di entrare in un mondo dove tutto verrà automatizzato, succederà il contrario. Dopo l'industria 4.0, fase che stiamo vivendo oggi, dove la tecnologia sta subentrando ovunque, quindi non si sa più neanche quale sarà il ruolo degli esseri umani, ci sposteremo verso un periodo in cui l'essere umano sarà al centro di tutto e l'automatizzazione non sarà che uno strumento per aiutare e supportare gli esseri umani, quindi le fabbriche dove producono i nostri cellulari, dove gli esseri umani sono al di fuori della fabbrica trattati come bene di consumo e ci si preoccupa se sono maltrattati, basta che vengano sostituiti con qualcun altro. Questo secondo me finirà, non assisteremo più a questa situazione nel futuro. Vi è l'iniziativa chiamata Industria 5.0 che magari non conoscono in tanti, che ha proprio a che vedere con questo concetto di mettere al centro l'essere umano, far sì che tutto sia più sostenibile, modificando i valori, i beneficiari, passando dalla concentrazione, dalla crescita, alla redditività alla qualità di vita. Quindi io sono piuttosto, direi, poco preoccupato relativamente alla robotica per il futuro. Provo a elaborare quello che ha già detto Bartil in maniera molto brillante e mi viene alla mente quando io, fresco laureato, ho iniziato il mio percorso di dottorato di ricerca, andai in visita a un impianto automobilistico dalle nostre parti, un impianto della Fiat, quella che oggi è FCA. L'impianto si trova ancora attualmente a Pomigliano d'Arco, vicino Napoli, e io andai a vedere i primi robot industriali all'opera che erano impiegati per l'assemblaggio delle varie parti di un'autovettura. Rimasi positivamente sorpreso per quanto riguarda l'affidabilità e la precisione di queste macchine, ma allo stesso tempo vedevo che nello shop floor, cioè nell'ambiente della fabbrica, c'erano ancora diversi operai ed era un ambiente dove non era molto piacevole lavorare, sia per il rumore, sia per l'odore, sia per il, come dire, fatemi dire, una sorta di inquinamento ottico, nel senso che era, diciamo, un ambiente molto denso di rumore, di ferraglia e così via. Sono ritornato nello stesso impianto qualche anno fa con una delegazione del nostro rettore e sembrava che questo impianto, continuano a fare autovetture perché c'è la catena di montaggio della Panda, credo, attualmente, sembrava di visitare un impianto farmaceutico, un impianto, diciamo, di confezionamento alimentare, tutto più bianco, tutto più pulito. Gli operai di una volta erano dei tecnici con camice e soprattutto senza questa segmentazione di cui parlavo prima tra gli uomini, tra gli esseri umani e le macchine. Perché è accaduto questo? Proprio perché il pericolo che una volta era insito nei vecchi robot, fatemeli definire un po' stupidi, un po' scemacchiotti, che non erano in grado di interagire in maniera intelligente con l'ambiente, grazie alla sensoristica, grazie alla informatica, grazie all'automatica, ai controlli, erano in grado di interagire in totale sicurezza. Per cui, non so se qualcuno, io sono appassionato di cinema, oltre che di calcio, di musica, di gastronomia e così via. E c'è un film bellissimo che io faccio vedere ai miei ragazzi ogni volta nella prima lezione del mio corso di robotica, che risale a 92 anni fa, Tempi moderni, di Charlie Chaplin.
in cui c'è l'aberrazione dell'automazione, che il povero Charlot è alienato nel lavorare e non doversi mai distrarre nell'alimentare i pezzi con una macchina utensile. Perché faccio vedere quello? Perché le sequenze spazio-temporali che tipicamente portano alla alienazione del lavoro dell'uomo, che poi hanno giustificato l'impiego del robot, ora, nella mia visita di qualche anno fa, i tecnici erano loro a comandare le sequenze spazio-temporali di avanzamento dei pezzi lungo la catena di montaggio e sembrava quasi che stessero, diciamo, come dire, facendo un'opera d'arte, un lavoro. Quindi perché vi dico questo? Perché, e sono assolutamente d'accordo con lo statement fatto da Bartil, perché grazie alla nuova tecnologia la robotica è una disciplina, una scienza al totale servizio dell'umanità. È chiaro che in campo industriale riesce a fornire degli strumenti che non solo migliorano la qualità del prodotto, perché è chiaro che da un punto di vista manifatturiero è quello che interessa, ma anche la qualità del lavoro, e questo è molto importante. E tra l'altro non è solo l'unico contesto in cui possiamo utilizzare la robotica, perché ne parlavo prima con qualcuno dei ragazzi. Pensiamo al campo della salute. Attualmente la tecnologia robotica viene utilizzata sia per la parte chirurgica, c'è un sistema robotico che probabilmente, che non a caso è stato diciamo, chiamato in onore del grande Leonardo da Vinci, perché parlo del Da Vinci che viene utilizzato nella chirurgia robotica, quindi ancora una volta gli italiani, no, che hanno segnato la storia dell'umanità. Dicevo, nel caso della chirurgia robotica c'è un sistema grazie al quale l'operazione, il chirurgo opera in una condizione ergonomicamente più rilassata e riesce a eseguire una certa operazione, vuoi che questa sia una prostatectomia, una isterectomia oppure un'operazione di chirurgia generale, in maniera più accurata, più precisa e soprattutto minimamente invasiva, tutto a vantaggio del recupero ospedaliero del paziente. Allora, e questo è solo un esempio, qualcuno dei ragazzi con i quali parlavo prima nello slot precedente, sono stato ben felice di ascoltare io, tecnologo, da parte dei ragazzi la parola esoscheletro. Che cos'è un esoscheletro? Un robot che si indossa. Quindi non so se avete visto quel passaggio del mio filmato. Io sono fermamente convinto di uno statement che è passato rapidamente nel filmato, che i robot sono già con noi, tra di noi e per noi. Cioè è una tecnologia che è destinata a diventare di qui a 10 anni, di qui a 20 anni, totalmente ubiquitaria, pervasiva, nel senso che non faremo più caso al fatto che in un ambiente, non solo nella fabbrica, ma anche in una scuola, in un ospedale, in un albergo, in un aeroporto, in tutti gli ambienti, in una stazione, ci saranno dei robot che saranno all'opera al pari degli esseri umani. Grazie, questo è senz'altro incoraggiante, il pensiero che il robot è una tecnologia, ma comunque l'uomo è al centro, diciamo, deve essere un punto fermo per il futuro. Vorrei cambiare un attimo argomento e siccome, come abbiamo detto prima, c'erano qua dei ragazzi delle scuole e molte delle persone che sono qui ad ascoltarci sono studenti, ecco, io vorrei chiedere a voi che avete esperienza di molti anni in questo campo, consigliereste a qualcuno che adesso è a scuola e sta studiando di dedicarsi alla robotica e quali consigli gli dareste per il suo percorso di studi? Facciamo rispondere per primo il professore. Allora, vado prima io di nuovo. Sì, io all'epoca mi sono iscritto a ingegneria elettronica, parlo del 77 quando avevo 18 anni, e mi sono iscritto non perché fossi un appassionato di elettronica, non avevo mai smontato un amplificatore. All'epoca c'erano
i radioamatori con i baracchini, che si faceva la comunicazione via radio, non c'erano ancora le radio libere e così via. Io non avevo questa passione, a me piaceva studiare ed ero bravo in matematica e fisica, quindi chiaramente matematica e fisica, e oggi mettiamoci anche l'informatica, sono i presupposti per poi studiare la robotica, però mi riservo di elaborare questo concetto tra un attimo. Bene, mi iscrissi a ingegneria elettronica perché ho pensato che all'epoca rappresentasse il futuro. All'epoca l'alternativa sarebbe stata ingegneria elettrotecnica, non c'era ancora ingegneria informatica, non c'era ancora ingegneria delle telecomunicazioni, non c'era ancora ingegneria biomedica e chiaramente non c'era ancora ingegneria robotica, ovviamente, perché la robotica fine anni 70 era praticamente agli albori come disciplina scientifica. Che cosa ha motivato la mia scelta? La curiosità e il fascino del futuro, della tecnologia. Ora vengo al punto su cui verteva la domanda di Enrico, cioè è necessario fare degli studi scientifici per poi occuparsi di robotica? Sì, però vorrei rispondere ni. Cosa voglio dire? È chiaro che se a me piace la meccatronica, se a me piace smanettare con la tecnologia, come ho inteso da alcuni dei ragazzi che giocavano con Robot Studio, con la realtà virtuale, è chiaro che il percorso è quello di ingegneria. Ma la robotica riguarda un contesto che va oltre i confini dell'ingegneria, della meccatronica, dell'intelligenza artificiale e della tecnologia. Perché? Perché la robotica, la definizione di robotica che viene comunemente accettata in un ambito scientifico internazionale è quello della connessione intelligente tra percezione e azione. Quindi un sistema robotico ha 3 componenti fondamentali: la percezione, i sensi, il fatto di capire, di sentire cosa avviene nell'ambiente, la parte attuativa, la parte fisica, e l'intelligenza, il controllo. Perché dico questo? Perché nel momento in cui la tecnologia è di supporto, e quindi pensiamo, non a caso nei media si legge spesso robotica e intelligenza artificiale e robotica, ma la robotica aggiunge, ed è quello che a mio avviso la rende così affascinante, la dimensione fisica all'intelligenza artificiale. Voi ragazzi conoscete Alexa, Siri, grazie ai quali sono algoritmi intelligenti, dialogate con un computer. C'è la percezione e c'è l'intelligenza. Manca l'azione fisica. Nel momento in cui aggiungo la dimensione fisica, la robotica idealmente esce dai confini della tecnologia e dell'ingegneria. Sembra quasi una contraddizione. Perché? Perché è chiaro che se io voglio sviluppare un robot intelligente, un robot di elevate prestazioni, debba conoscere la fisica, la matematica, l'informatica, l'elettronica, la meccanica, l'automatica e così via. Ma il progresso della robotica non potrà solo dipendere da persone come Bartil, come me o tutti i nostri colleghi che lavorano nel campo della tecnologia. Perché? Perché il progetto, il design, lo sviluppo e soprattutto l'impiego e l'utilizzo dei robot vanno a coinvolgere aspetti che esulano dal contesto della tecnologia. Un domani vi fiderete di lasciare un bambino a un robot babysitter invece che una babysitter in carne e ossa? Un domani vi fiderete di affidare i vostri nonni, i vostri anziani a un robot badante invece che a una persona in carne e ossa? Ma quante volte leggiamo nei mezzi di informazione di storie di violenza sui bambini, di anziani percossi e così via? E allora capite bene che per studiare la robotica e per approfondire la robotica sicuramente serve la tecnologia che noi abbiamo sviluppato in questi anni, ma la robotica riguarda
contesti che riguardano la sociologia, la fisiologia, la filosofia della scienza, l'etologia, gli aspetti giuridici della robotica, gli aspetti economici e così via. Quindi in definitiva la robotica è tutto, cioè è transdisciplinare. E dico questo perché avremo bisogno sicuramente dei malati, dei malati della tecnologia, di coloro che vogliono svilupparla, ma non potremo fare a meno nello sviluppo della robotica anche delle componenti che vengono dal di fuori del mondo dell'ingegneria. Molto interessante. Bertil, qualche consiglio per gli studenti? Yeah, so I think that it's definitely a good idea. Beh, sicuramente è un'ottima idea dedicarsi alla robotica in un periodo storico come questo, perché semplicemente si tratta di un mercato intanto che avrà una crescita esponenziale. Se guardate dove è stata applicata l'automazione, vediamo che l'automazione è stata applicata soprattutto dalle aziende magari grandi o di medie dimensioni, ma ci sono tante piccole aziende che non utilizzano l'automazione. Mentre in un futuro prossimo utilizzeranno i robot. Perché? Perché adesso si stanno sviluppando robot che potranno essere utilizzati anche dalle aziende più piccole, come il robot che vedete qui. Non è un robot di grandi dimensioni, e non è spaventoso come potrebbe essere quei robot che si usano ad esempio nell'automotive. Abbiamo trovato delle soluzioni più accessibili, più semplici, più sicure, ovviamente che non necessitano più isolare dietro, diciamo, delle palizzate un robot. Noi parliamo di robot collaborativi difatti oggi. Perché? Perché sono robot che sono proprio destinati a interfacciarsi e a lavorare con gli umani, con gli esseri umani. Sicuramente i canali che porteranno sul mercato questi robot saranno canali diversi rispetto al passato. I sistemi robotici che sono stati utilizzati fino a questo momento generalmente vengono implementati da system integrator piuttosto che da esperti. Invece questi piccoli robot che possono essere utilizzati anche dalle piccole aziende, ovviamente questo non sarà più possibile, per cui le piccole aziende ordineranno direttamente questi robot, probabilmente online, e poi li installeranno esse stesse per farli svolgere quelle applicazioni che si propongono di utilizzare. E tra l'altro i robot potranno lavorare veramente in ambiti completamente diversi tra di loro, magari come consulenti o magari addirittura come integratori di sistemi, per cui di fronte ai robot si spiega un futuro luminoso. Vedremo tra l'altro anche una produzione che si farà sempre più locale. Gli eventi recenti a livello internazionale hanno posto questo dubbio che forse non è più il caso di andare a approvvigionarsi di componenti all'estero, per cui ci sono grandi gruppi che hanno, non so, impianti di produzione in Cina, che vendono i loro prodotti in Europa, però magari hanno la manodopera che arriva dall'India. Ecco, probabilmente in futuro le cose cambieranno, non sarà più così. È probabile che in futuro tutto quello che può essere prodotto a livello locale verrà prodotto a livello locale, e questo dischiuderà tutta una serie di nuove opportunità di lavoro a livello locale. Quindi la robotica è sicuramente un ambito molto interessante in cui avventurarsi. Su LinkedIn è apparso un'analisi statistica di quelli che saranno, basata su dati e anche sui post di LinkedIn. Come ha detto Bertil, questo è il momento di puntare a diventare degli esperti di robotica tout court, a 360 gradi, e il risultato di questa analisi è che ha analizzato i 25 lavori del futuro, quelli che offriranno maggiori prospettive. Sapete qual è
non solo in campo tecnologico, in campo bancario, economico, giuridico e così via. Andate su LinkedIn, sapete qual è al primo posto? L'ingegnere robotico. Beh, questo è un'ottima indicazione, Ma mentre parlavate mi è venuto in mente che parlando di studenti, in italiano noi diciamo studenti e questa è una parola di genere maschile, quindi non vorrei dare l'idea che questo della robotica sia un campo solo per uomini, solo per ragazzi e quindi vi faccio una domanda espressamente, ma una ragazza che adesso è a scuola può trovare un posto nella robotica, può scegliere la robotica come cammino di studi e eventualmente poi di lavoro? Quindi qual è il ruolo delle ragazze in questo campo? Bertil, you first. I think that robotics is not Penso che la robotica non sia assolutamente riferita soltanto ad un genere. E molte delle persone più in gamba nella robotica sono ragazze. Sì, forse c'è un concetto errato nella produzione, perché quando parliamo di produzione manufatturiera pensiamo a produzioni pesanti, con pesi appunto rumorose, ambienti poco piacevoli, mentre in realtà è un po' come lavorare a un appunto ufficio di fronte ad un computer e la maggior parte del lavoro che si fa lo si fa nel mondo virtuale. Tutto ciò che appunto può essere fatto nel mondo virtuale ha senso che lo si faccia, perché una volta che si va in fabbrica e si implementano queste idee si spreca un sacco di soldi senza produrre nulla, quindi è molto costoso. Quindi no, assolutamente non c'è nulla che renda la robotica, insomma, parziale verso un sesso piuttosto che un altro. Io nel mio team di ricerca ho diverse ragazze. Per me i componenti del mio team di ricerca, anche poi quando hanno 40 anni, 50 anni, sono sempre ragazzi, perché io stesso mi sento uno studente un pochettino più cresciuto per, come dire, il privilegio, oserei dire, di interagire sempre con i ragazzi. Io 2 settimane fa ho iniziato il mio corso annuale di robotica, che è Fondamenti di robotica alla Federico II, e questo è il 33esimo anno che insegno robotica alla Federico II e in classe ho metà maschietti e metà femminucce, anche grazie al fatto che il corso è offerto sia agli allievi di ingegneria dell'automazione e robotica, qua parliamo della laurea magistrale, cioè la laurea di secondo livello, sia agli allievi di ingegneria biomedica, perché capite bene che per la biomedica la robotica è fondamentale. E quindi io ho all'incirca 60 ragazzi e 60 ragazze in aula nel mio corso. E devo dire che anche a livello sia scientifico, sia tecnologico, sia industriale, sono parecchie le nostre colleghe che si sono distinte in questo campo. Con Bartil eravamo a Monaco di Baviera il 20 giugno, l'Engelberger Award ha 3 categorie, una è quella della leadership, l'altra è quella quindi persone che si sono distinte in campo industriale, l'altra è quella di education, quindi in campo accademico, e poi c'è una terza categoria che è technology, e la collega premiata è stata Melanie Weiss per la Zebra Technologies, che è una nostra collega più giovane di noi, talentuosa, alla quale è stata data questa award. E sono diverse le colleghe, se penso per esempio all'MIT, che è una delle istituzioni top in campo mondiale, il direttore del famoso CSAIL, Computer Science and AI Lab, è una carissima amica, Daniela Russ, che dirige questo laboratorio. Quindi devo dire che, tornando all'esempio che facevo prima, cioè la fabbrica sporca, rumorosa
e la fabbrica nuova, questo giustifica ancora maggiormente il fatto che la robotica moderna, la robotica avanzata, accoglie naturalmente, raccoglie interesse indipendentemente dal genere. Cioè, e infatti devo dire che un'altra differenza, ora che Enrico ha fatto la domanda mi ha fatto pensare, ho notato anche questa differenza, cioè che nella mia visita 25 anni dopo ho visto più donne nell'impianto, perché l'impianto era meno, come dire, diciamo più accogliente proprio come tipo di lavoro, anche per una gentile signora, oltre che per l'operaio degli anni '80. Quindi la tua domanda mi ha portato addirittura a una ulteriore riflessione su queste due visite distanziate che vi ho raccontato, che vi ho menzionato. Interessante il confronto tra la fabbrica di una volta, quella di tempi moderni, sporca e ripetitiva, e invece le fabbriche di oggi che sono invece pulite e intelligenti nel modo di operare, cioè voglio dire che richiedono dei lavori che sono più di intelligenza che di forza. Quindi diciamo certo. L'ostacolo apparente del genere. Certo. Ecco, vorrei, visto che abbiamo parlato dell'evoluzione della robotica e di cosa è successo in questi 40 anni, vorrei puntare un attimo lo sguardo in avanti e parlare un po' del futuro, e vorrei chiedere a ciascuno di voi in quali campi o in quali settori voi pensate che ci saranno le evoluzioni più interessanti, più importanti. Io per esempio ho sentito quello che diceva Bertil prima sulla utilità e sull'interazione tra robotica e il mondo virtuale, quindi il fatto che noi usiamo degli oggetti virtuali, dei modelli di oggetti per poi usarli nella robotica. Ecco, quali sono i settori dove c'è da aspettarsi il maggior progresso, anche quelli più emozionanti da guardare per chi non è direttamente dentro il campo? All'esterno della robotica, cioè potrei dare questa risposta telegrafica, nel senso che in questi 60 anni quelle che sono le metodologie e le tecnologie che rappresentano, fatemi dire, il kernel, lo zoccolo duro della robotica, sono diciamo assestate, sono state sviluppate. Io personalmente mi diverto ora più a frequentare le comunità scientifiche non robotiche che quelle robotiche. Perché? Perché sono fermamente convinto che ogni ulteriore progresso nel nostro settore non avverrà al nostro interno, ma avverrà in quelle intersezioni, in quei crocevia con le altre discipline: realtà virtuale, machine learning, prototyping, e siamo ancora in un contesto tecnico, tecnologico, neuroscienze, medicina ovviamente, però a questo punto io estendo il campo: sociologia, filosofia delle scienze, giurisprudenza. Per esempio si parla di robot sicuri, non esiste ancora una giurisprudenza. Al Parlamento europeo era in discussione, è ancora in discussione da qualche anno, il fatto se un'azienda che installa dei robot nei propri impianti deve considerare questi robot alla stessa stregua di un lavoratore che assume. Non c'è ancora una giurisprudenza in merito. Deve pagare le tasse? Diciamo, così come pagano tutte le aziende e così via. Quindi questo perché vi dico questo? Perché in pratica è all'esterno della robotica, è proprio in questa contaminazione fra saperi che noi avremo, diciamo, realizzeremo quel sogno adolescenziale di rendere le macchine, i robot nella fattispecie, sempre più autonomi e sempre più intelligenti. Però, visto che io ho menzionato gli aspetti di filosofia della scienza, non si può fare a meno di soffermarsi anche su quelli che sono gli aspetti etici di questa disciplina. E ancora una volta è in Italia che è nata una nuova branca della robotica, che è la roboetica,
ci fu un workshop organizzato a Villa Nobel a Sanremo, organizzato da alcuni esperti di robotica italiani. Mi piace menzionare due persone che sono molto attive in questo settore proprio sull'aspetto education della robotica, quindi parlo agli insegnanti che promuovono la robotica all'interno dei loro corsi liceali, ma anche nelle scuole medie, quindi Gianmarco Veruggio e Fiorella Operto. Fiorella Operto è l'attuale presidente della scuola di robotica a Genova, che è impegnata proprio nella divulgazione della robotica nelle scuole. Bene, in quell'occasione noi creammo la roboetica, che ovviamente non è l'etica dei robot, perché il robot è una macchina, ma è l'etica di coloro che progettano, che realizzano, che implementano e che utilizzano i robot. Quindi questo per dirvi che è un settore in grossa espansione ed è un settore che, diciamo, richiede grossa fertilizzazione, contaminazione con altri saperi che sono ovviamente anche al di fuori del nostro mondo, cioè del mondo dell'ingegneria e tecnologia. Attualmente dire robotica non è visto più come un sinonimo di automazione, ingegneria, tecnologia e meccatronica. Ritengo che l'impatto maggiore sul futuro verrà esercitato nella tecnologia. Ancora una volta, la tecnologia è quella del metaverso. Oggi non sappiamo magari neanche di che cosa si tratta, pensiamo che abbia a vedere con i videogiochi o con i social network. È la stessa situazione di quando è arrivata internet. Non sapevamo anche cosa fosse internet, che cos'era un repositorio di informazione, cos'era. Quello che si è rivelata essere internet è una cosa pervasiva che ha impattato le nostre vite. La prossima cosa che avrà l'impatto che ha avuto internet nel passato sarà proprio il metaverso. Una definizione generica di metaverso che il mondo sarà costituito da una miscela di oggetti fisici e virtuali, e questo si applica a tutte le nostre vite e non soltanto alla robotica. Se pensiamo alla robotica è ovvio però quali saranno i benefici di un metaverso, quindi nella fabbrica del futuro ci saranno oggetti fisici ma anche virtuali. Pensiamo, questo robot dovrà fare delle cose, quindi dovrà essere fisico, e un oggetto virtuale non è in grado di fare movimenti fisici, però basta prendere il dispositivo che è piazzato dal fronte, che è chiamato Teach Pendant per la programmazione dei robot, e perché questo dovrebbe essere realizzato necessariamente di metallo o di plastica. Basta che sia fatto di pixel, e se è fatto di pixel è molto più flessibile, è possibile scalarlo, portare a dimensioni desiderate. Lo si può appendere nell'aria sottile o al muro, far sì che ci segua ovunque mettendolo vicino a noi. Si può cambiare la forma, perché dovrebbe avere una forma rettangolare se è virtuale. Se è costituito da pixel possiamo dargli la forma che preferiamo. Quindi ci sono tante cose nella fabbrica che possono essere virtualizzate. Quindi la prima cosa saranno le interfacce utenti, perché non necessariamente deve essere un rettangolo con pulsanti o luci o schermi LCD. L'informazione la dobbiamo mettere dove è necessaria, quindi se si attraversa la fabbrica l'informazione ci apparirà ovunque a seconda di dove si va, dipende da quello che si fa. Se si è un addetto ai servizi si controllerà magari la temperatura del robot, cose di questo tipo. Quindi il metaverso è destinato a modificare la fabbrica nel suo complesso, e questo è quello su cui ho deciso di dedicare il resto della mia carriera, proprio realizzare questo sogno.
Beh, mi aspetto cose straordinarie, molto interessanti. Succedono cose molto interessanti e anche appassionanti in questo campo. Ecco, a questo punto io, parlando di futuro, volevo chiedere alla regia di mandare un piccolo video che abbiamo preparato, anzi l'ha preparato il professor Siciliano in realtà, che fa vedere alcune delle applicazioni interessanti e promettenti per il futuro, e vedremo delle cose piuttosto sorprendenti, almeno per me sono state abbastanza sorprendenti quando le ho viste, e poi daremo il via alle domande da parte del pubblico o da parte dei nostri ascoltatori online. Quindi chiedo alla regia di mandare il video sul futuro. Ecco.
veramente sorprendente. Bene, adesso è il momento di dare il via alle domande, quindi se c'è qualcuno tra il pubblico o tra i nostri ascoltatori che ci seguono in streaming che ha delle domande per Bertil Thorvaldsen o per il professor Siciliano, è il momento di farle. Nel frattempo, per rompere il ghiaccio, ne faccio subito io una. Ho visto in questo video molti robot che imitano le forme della natura, cioè si vedono tanti robot che camminano come insetti o come cani, o come c'è uno che salta come un canguro, per esempio. Ecco, la natura naturalmente con l'evoluzione ha prodotto delle forme che sono adattate meglio di molte cose che noi possiamo pensare, e quindi copiare la natura è probabilmente un'ottima idea. Voi pensate che questa sia una tendenza generale? Ne vedremo di più nei prossimi anni? You go first now. Okay. I think it's generally very exciting. Beh, devo dire che è sicuramente entusiasmante vedere, è interessante sempre vedere macchine che replicano quello che fanno gli animali o che fanno gli esseri umani. Ma è anche, voglio dire, un esempio di grande intelligenza, voglio dire, poi ne sentiremo parlare forse dall'autore in maniera più estesa, però probabilmente ha senso cercare di imparare un po' quello che la natura ci può insegnare, perché la natura fa le cose per un motivo preciso, no? Chiaro che le applicazioni che avete visto, noi vedremo dei prodotti commerciali, cioè dei prodotti così quotidiani di qui a 15, 20 anni, 30 anni, ed è altrettanto ovvio che nelle applicazioni industriali noi al più vediamo dei robot montati su una base mobile, su un carrellino, quello che in gergo tecnico si chiama AGV, che sta per Automated Guided Vehicle, cioè veicolo a guida automatica, no? Questa è la realtà. Perché? Perché un robot su ruote è decisamente più gestibile di un robot su gambe. Nel filmato avete visto dei quadrupedi, degli esapodi che sono sicuramente di ispirazione biologica. Nel momento in cui penso al bipede, bene, prima di pensare che ci sia un robot umanoide, un bipede, c'è da aspettare. Se non che la settimana scorsa io ero in visita presso Oversonic, che è una società, è una start-up che ora è cresciuta perché sono 50 dipendenti, che non è molto lontano da qua. Sono a Carate Brianza, quindi praticamente a nord di Milano verso Lecco, Renate, per capirci. Bene, c'è il loro CEO, amministratore delegato, è un ingegnere che è un visionario e stanno sviluppando un robot che si chiama Robi come un robot umanoide, non per queste applicazioni futuristiche che avete visto nei filmati. Cioè non è l'Atlas di Robot Dynamics che fa la capriola alla fine o che probabilmente avete visto nei filmati di fine anno scorso che fa il percorso di parkour, no? Che addirittura gli amici, tutti quanti, milioni e milioni di views, diciamo, di viste di questi filmati. È un robot che loro pensano di utilizzare in una realtà manifatturiera. Allora, se l'evoluzione dell'uomo ha portato dalla scimmia all'essere umano, una ragione ci sarà. D'altra parte, se penso a un robot che deve operare in un ambiente poco strutturato, cioè non è il piano orizzontale della fabbrica, ma per esempio potrebbe essere uno scenario di disastro causato da una calamità, da un'alluvione. Una mia collega, Robin Murphy, che all'epoca era all'Università di South Florida, nel 2001, quando ci fu l'attentato alle Torri Gemelle, partì con il suo team e con i robottini alla ricerca di superstiti o comunque di resti umani sulle macerie di Ground Zero.
Pensate alla catastrofe nucleare di Fukushima. Bene, sono tutti contesti in cui probabilmente la locomozione alternativa al semplice robot con ruote può offrire delle prospettive intriganti. Avete visto nei filmati i robot aerei, i robot sottomarini, il robot archeologo sottomarino. Quindi è ovvio che, diciamo, la frontiera della robotica porta naturalmente a occuparsi di macchine bioibride, macchine di ispirazione biologiche e quindi macchine robot biomimetici. Volevo fare poi un'altra considerazione importante. Se voi andate su Wikipedia scoprite che la maggior parte delle foto di robot sono giapponesi e vedete spesso, cioè l'immaginario collettivo porta a vedere il robot come un androide che cammina, che interagisce, che parla, che vede, che sente. E questo, cioè, non a caso il progetto dei robot in Giappone ha un'ispirazione fumettistica, cartonistica, Mazinga, Goldrake e così via. C'è però una motivazione di origine sociologica e religiosa. Perché? Perché la maggioranza dei giapponesi sono shintoisti e nella religione shintoista la macchina si pensa che abbia un'anima e affinché una macchina, un robot, possa essere accettabile dall'essere umano deve avere un aspetto familiare. Ecco il perché i giapponesi sin dagli anni 80, dagli anni 90, con tutti i limiti della tecnologia, si sono ostinati a realizzare robot di aspetto ispirato all'uomo o al mondo più vicino, al mondo animale. Nel filmato avete visto il Paro, che è il cucciolo di foca che fu progettato da Takanori Shibata all'Istituto di Scienze e Tecnologia di Tsukuba per intrattenere gli anziani. Quel robot Paro viene utilizzato dai terapeuti per trattare le forme precoci di autismo nei bambini ed è addirittura preferibile al cucciolo animale. Sapete che l'autismo porta a dei problemi relazionali, quindi il bambino autistico ha timore di interagire con l'essere umano perché lo vede superiore, ha timore di aprirsi, di confrontarsi e quindi i terapeuti utilizzano i cuccioli animali, ma il cucciolo animale potrebbe fare un movimento inconsulto, cosa che invece il cucciolo robotico non fa. E attraverso la tecnologia, attraverso il cucciolo robotico, posso anche registrare in maniera oggettiva quello che è il progresso del paziente, del bambino, perché c'è un riscontro oggettivo attraverso la macchina e attraverso il robot. Quindi vi dico tutto questo, è chiaro che quello che avete visto nei filmati è un mondo ancora da venire, però la considerazione che voglio fare è proprio grazie al fatto che noi abbiamo una tecnologia matura a livello, questo è un braccio meccanico le cui prestazioni sono assolutamente comparabili a quelle del braccio umano ed è il passaggio necessario per volare, per sognare e pensare se di qui a 10 anni, come dicevo prima, 15 anni, 20 anni, possiamo avere invece delle macchine che siano più vicine al mondo umano oppure diciamo al regno animale, no? Perché insomma l'uomo è l'evoluzione diciamo, della scimmia e così via, che possano avere delle funzioni che non solo riguardano i compiti che vogliamo che la macchina esegue, ma anche l'aspetto. Un domani, tra i film di fantascienza sulla robotica, quello che mi ha colpito di più non è Io Robot, che ho trovato abbastanza scontato, cioè almeno io da robotico. Quello che mi ha colpito di più, non so se qualcuno l'ha visto, è Ex Machina. Ex Machina è un film che mi ha colpito perché a un certo punto uno si trova di fronte apparentemente a un essere umano che invece era un droide, cioè praticamente la prova che fosse una macchina oppure un robot la si ha che a un certo punto gli fa un taglio per vedere se esce il sangue oppure se esce un chip.
Ora, e chiaramente questa è la finzione cinematografica, però non a caso, io quando ero adolescente ci fu un film futuristico, 2001 Odissea dello spazio, di Stanley Kubrick. Ora siamo nel 2022 e spesso la finzione, l'altro film che io faccio sempre vedere una sequenza cult a lezione è il film Wall-E, il robot, lo spazzino, cioè in uno scenario post-catastrofico, no? Insomma, quindi Wall-E che a un certo punto si commuove nel momento in cui guarda una scena d'amore in televisione. Non a caso i nostri colleghi che si interessano di intelligenza artificiale e i neuroscienziati parlano tecnicamente di sentient machines, cioè di macchine in grado di sviluppare dei sentimenti. Voi potete dire, ma com'è possibile? La macchina è una macchina. Vi faccio capire subito come questo in realtà non è tanto futuristico. Se io ho un robot di assistenza, pensiamo a un robot di assistenza a un anziano oppure a un bambino, perché queste sono le due classi di popolazione in cui la robotica è già lo status quo. C'è tutta la fascia di mezzo di popolazione che invece sembra non aver bisogno di queste macchine, anche se poi il bisogno può nascere nel momento in cui noi vediamo un vantaggio della tecnologia. È stato detto dai ragazzi, è stato detto anche da Bertil, l'esoscheletro. L'esoscheletro è nato da un punto di vista terapeutico per consentire a una persona, magari colpita da un ictus, di deambulare, cioè di avere un'attività senza motoria al pari di una persona normalmente abile. In Italia c'è un prodotto che si chiama Mate, che è un esoscheletro realizzato dalla Comau, che è in vendita a 5.000 euro. Non siamo ancora ai livelli di 1.000 euro di uno smartphone di classe alta o di un tablet o di un computer, però man mano ci stiamo arrivando. Quindi voglio dire, faccio questa considerazione perché è una tecnologia che è in continua evoluzione e che quindi avrà bisogno di essere accettata dagli esseri umani, non con diffidenza. Perché io dicevo le sentient machines? Io potrei pensare, se c'è un robot assistente che per esempio assiste un anziano, posso pensare che dal momento che il robot è una macchina, l'anziano tenta di fregarlo, oppure magari gli dà un calcio, oppure lo tratta male. Nel momento in cui noi realizziamo il robot sempre più intelligente, il robot può tenere memoria dell'utente A che lo tratta bene e dell'utente B che lo tratta meno bene. Quindi può assumere un comportamento che è adattabile all'essere umano. Non è l'estremizzazione del film Ex Machina che a un certo punto devo capire se il mio companion, se il mio assistente è una macchina o un essere umano. Però ci sono tutti i presupposti e non dobbiamo spaventarci. Ci sono tutti i presupposti affinché l'intelligenza della macchina possa dare delle opportunità agli esseri umani per esprimere la propria creatività. Io di questo sono fermamente convinto. Molto bene. Vediamo se ci sono delle domande. Ne vedo una là. No, però vedo i volontari che portano il microfono a qualcuno. Vediamo. Nel video che avete mostrato, a un certo punto si vedeva un uomo con un braccio meccanico che si allacciava le scarpe. E, ok, è stata una sequenza di pochi secondi, ma da come era girato il video, sembrava che lui comandasse il braccio meccanico, cioè, col proprio cervello, con i neuroni. Cioè, vuol dire che siamo riusciti, veramente siamo riusciti a creare una connessione fra la macchina e i neuroni? Sì, questo rispondo io? Sì, prego. Sì, quella è una mano bionica. Quella mano che avete visto era fatta, ora non ricordo, comunque attualmente è una mano realizzata da Ossur. Ossur è commercializzata da Ossur perché la tecnologia mi sembra che è Bionic, Bionic Q, la casa che però l'ha acquisita la Ossur, costa 16.000 euro quella protesi e
è perfettamente integrata con le terminazioni nervose della persona. Qui però c'è un discorso, perché è chiaro che affinché il robot, questo è un robot biomimetico a tutti gli effetti, perché non è l'esoscheletro che si indossa, è in qualche modo la mano perché la persona era amputata. È chiaro che c'è una fase di apprendimento. Noi collaboriamo con i medici in questo caso, e i pazienti che accettano di avere una protesi, innanzitutto c'è un aspetto estetico che ovviamente ha la sua importanza. Capite bene che questo ovviamente è significativo. Però poi c'è un aspetto funzionale. La persona che riusciva a allacciarsi le scarpe chiaramente ci è riuscito dopo una fase di training. Allora il nostro compito è quello di rendere, in quel caso le protesi, sempre più intuitive e semplici da utilizzare. Io ho citato l'esempio dello smartphone. Io prendo uno smartphone nuovo, non lo conosco, lo accendo, non io, perché io ho 60 anni e ho molta meno dimestichezza dei ragazzi, però il ragazzo lo accende, inizia a smanettare e capisce come farlo funzionare. Questo è quello che possiamo dire in una sola parola, il plug and play. Tornando alla protesi, l'amputato che ha bisogno deve essere in grado di capire, cioè non deve leggere un manuale di istruzione. È chiaro che ci può essere una fase di apprendimento, una fase terapeutica, però noi abbiamo il compito di rendere questa tecnologia sempre più customizzabile, passatemi il neologismo, intuitiva e utilizzabile da chi la vuole utilizzare in maniera semplice. D'altra parte, una volta che noi abbiamo la patente di guida, ci mettiamo alla guida di un autoveicolo. Chi di noi legge il manuale di istruzioni di un autoveicolo o di uno scooter? Ci mettiamo, accendiamo e iniziamo a guidare. È il plug and play. Accendo e gioco, accendo e parto. Ecco, questo non è ancora avvenuto nel campo della robotica, però quello è già un prodotto commerciale, ancora di fascia alta, perché costa 16.000 euro, quella mano della Bionic commercializzata dalla Hossur, però ha cambiato la qualità della vita della persona. Perché? Perché riesce non solo a sopperire l'aspetto estetico, ma anche l'aspetto funzionale. Grazie. Altre domande? Lì ne vedo una, due. Microfono, grazie. Innanzitutto complimenti per quello che è stato esposto. Io ho seguito per l'ambito mio lavorativo impianti robotizzati, queste cose qua, però tante volte ci si fermava di fronte a quella che poteva essere la tecnologia che c'era a disposizione, perché mancava poi il personale idoneo per poterlo far funzionare. E questo lo vedevo e credo che sia ancora un grosso problema, perché è vero che ci esistono, io li chiamavo questi super tecnici, però in un ambiente industriale, se manca il super tecnico, l'impianto deve poter funzionare, non è che rimane. Mi calo poi in un altro aspetto, che è quello scolastico, perché ovviamente lavorando in questi settori poi uno cerca anche del personale così, e la grandissima difficoltà di trovare del personale preparato, non solo quello che usavamo noi come, ma anche da quelli che sono gli integratori. Quindi grossissime difficoltà di trovare personale all'altezza, perché le scuole purtroppo, concedetemi il termine, ci saranno sicuramente delle eccellenze, ma per la maggior parte hanno tecnologie obsolete, superate, e mi domando anche se i docenti, uno per riuscire a essere un buon docente nell'ambito robotico dovrebbe, credo, fare un corso di aggiornamento lui stesso, non so se dire tutti gli anni, comunque di un certo tempo breve, insomma, perché la tecnologia corre, ma noi facciamo fatica a stargli dietro. Bene. Ecco, sentiamo, non so, Bertil, che ha un punto di vista più industriale, quindi magari risente anche lui di questa difficoltà di trovare persone preparate. Sentiamo qual è il suo parere. Ok, yeah. Beh sì,
Ci sono alcuni aspetti in questo caso da evidenziare. Penso che ogni tanto ci sono delle aziende con troppe ambizioni quando si parla di automatizzare la fabbrica, non riescono a realizzare questa prospettiva. Nulla di nuovo, pensiamo a quanto è successo 30 anni fa alla General Motors, che hanno realizzato una nuova fabbrica ad elevato tenore tecnologico e non sono mai riusciti a far partire la fabbrica. Hanno dovuto togliere gran parte delle attrezzature per poterla far funzionare e la reazione è che l'impianto successivo che hanno costruito non hanno neanche inserito un robot, praticamente era tutta a conduzione manuale. Recentemente la Tesla ha avuto dei problemi simili. Adesso non sono troppo informato a questo proposito perché non sono stato coinvolto in questo caso. Comunque anche loro si sono dovuti tirare indietro per poter far funzionare la fabbrica. Quindi un eccesso di ambizione è qualcosa da tenere sotto controllo. Se poi parliamo di carenza di manodopera, adesso non so se veramente stava parlando di questo, ma comunque per molte professioni manca manodopera, non so, la saldatura ad arco. È molto difficile anche a livello internazionale trovare dei saldatori esperti nella tecnica dell'arco, perché magari continuano a rifare la stessa cosa per 25 volte al giorno. Quindi è qui che si inseriranno i nuovi tipi di robot. In realtà non è che si parta da zero, si conserva gran parte delle attrezzature utilizzate nella saldatura manuale, ma si fa sì che lo faccia un robot che deve appunto spostare la pistola della saldatura. E non solo questo elimina la ripetitività del compito da parte del saldatore esperto, che invece magari si concentra sulla programmazione piuttosto, ma migliora la qualità del processo, perché per saldare occorre avere una certa manualità nella posizione della mano, bisogna muoversi ad una certa velocità costante e non è facile per un essere umano controllare questo tipo di movimenti. Per un robot è facilissimo. Quindi una volta che il saldatore esperto ha impostato tutto bene, la qualità sarà costante con il robot, è molto migliore che non nel caso manuale. Quindi quello che si voleva dire è difficile trovare personale che sia in grado di implementare l'automazione, ed è qui che vi inserite voi, no? C'è grande bisogno di istruire i giovani, e se ho ragione nel dire che abbiamo cominciato soltanto adesso nel settore della robotica, perché è tutto di fronte a noi, avremo bisogno di centinaia di persone che siano in grado di installare nuove celle di automazione. Ci saranno dei robot che saranno più facili da utilizzare. Dal punto di vista però dell'istruzione c'è ancora tanto da fare, nell'accademia c'è ancora tanto da fare. Quindi state lavorando voi perlomeno sulle cose giuste. Cosiddetti system integrators, integratori di sistema, è cruciale. Devo dire che in Italia siamo messi abbastanza bene, nel senso che ci sono diverse società che piuttosto che costruire, i leader in campo industriale sono noti, no? Perché la tecnologia fondamentalmente, almeno per i robot europei, è ABB, KUKA e Comao per quanto riguarda l'Italia. Poi ce ne sono altri, perché c'è Universal Robots per esempio e così via, Franca e Mica e così via. Però tutto sommato ora abbiamo degli oggetti che funzionano, che sono anche discretamente interfacciabili e intercambiabili. Chiaramente il ruolo del system integrator, dell'integratore di sistema,
è quello che poi porta a fare il salto tecnologico. Quindi questo significa che al di là di poter ambire, tornando a quello che diciamo prima, cioè l'aspetto educational, oltre a voler diventare esperti di robotica, qua per utilizzare questa tecnologia e fare effettivamente un passo in avanti abbiamo bisogno di esperti sul versante dell'integrazione. Ed è anche per questa ragione per cui nel mio gruppo di ricerca, ovviamente noi non è che facciamo integrazione di sistema, però mettiamo diversi robot a funzionare in situazioni diverse, dalla realtà industriale all'ispezione e manutenzione di un gasdotto, oppure, come avete visto nel filmato mio, l'ispezione di strade, ponti, viadotti. Pensiamo alla tragedia che abbiamo avuto del ponte Morandi a Genova, che è crollato anche per colpa di una ispezione, di una manutenzione sistematica che forse si sarebbe dovuto fare con i robot, con i droni, invece di avere un'ispezione costosa con i carroponti, oppure con gli operai imbracati e sospesi, no? Sulle campate del ponte. Quindi in questo caso io nel mio gruppo di ricerca ho competenze che spaziano dalla meccanica all'elettronica, al 3D, al prototyping. È là il valore aggiunto della robotica e Bartil l'ha messo in evidenza in maniera, a mio avviso, in maniera brillante, proprio, cioè nel senso che l'esperto di robotica è un esperto tout court di tecnologia che non riguarda solo, uno potrebbe pensare alla meccanica, alla sensoristica, all'automatica, ed è verso questo tipo di professione che il mondo del lavoro si deve riconvertire. Lei diceva bene, perché attualmente sono dei super tecnici, è vero, però le parlo da docente, nei nostri corsi la robotica che io insegnavo 33 anni fa è totalmente diversa dalla che insegniamo ora a livello universitario, e sono sicuro che anche nelle scuole questa osmosi tra le diverse discipline sta avvenendo. Perché? Perché per comprendere e per utilizzare al meglio un robot, sia in un campo industriale ma anche in una visione, in un campo di applicazione non necessariamente industriale, bisogna guardare tutti questi aspetti. Bene, ringrazio. Abbiamo un'ultima domanda che è arrivata via web. Ci dice brevemente: oggi i robot a quali regolamenti riguardanti la sicurezza devono ottemperare? C'è qualche norma europea, per esempio? Sentiamo se Bertil può dirci qualcosa sulla sicurezza dei robot. Visto che abbiamo parlato di robot collaborativo che si può usare in modo sicuro, possiamo forse dire qualcosa su questo. Sì, ci sono delle norme che riguardano la sicurezza. È una rete complessa quella delle normative. Dipendono dalle varie commissioni tecniche che sono un po' indietro rispetto agli sviluppi industriali, perché quello che già sta succedendo nelle fabbriche in realtà non viene ancora regolamentato dagli standard che sono stati approvati, perché quando si parla di robot collaborativi la parte più difficile nell'installazione di questi robot è proprio di garantire che sia sicuro. Bisogna verificarne la sicurezza e ci vuole qualcuno che firmi il certificato sulla base del quale le norme sono state tutte rispettate, ma comunque è il produttore alla fine che è responsabile della sicurezza dell'attrezzatura in fabbrica, e oggi è molto difficile controllare se effettivamente tutto sia stato installato nel modo corretto. Non esiste ancora una metodologia, e quindi ritorno al mio argomento preferito,
cioè la realtà aumentata, perché con la realtà aumentata si può verificare la sicurezza, perché nei robot di questo tipo si possono impostare delle zone, non so, la forma geometrica, in cui magari la zona in cui il robot non può entrare, si può impostare il numero di zone che si vuole, oppure si possono regolare i comportamenti. All'interno di quella zona puoi muoverti soltanto a quella velocità. Ci sono altre impostazioni che si possono fare, anche cose complicate, ma le si possono impostare. E utilizzando prodotti come Robot Studio si può diciamo vedere quello che è il percorso che seguirà il robot, si possono controllare le zone di sicurezza e utilizzando la realtà virtuale si può visualizzare, ma una volta che si è in fabbrica dove bisogna poi certificare la sicurezza dell'oggetto, la cosa si fa più complicata, ma con la realtà aumentata sarà tutto molto più facile. E questo è un po' l'altro aspetto della produzione nell'ambito del metaverso, perché le cose invisibili improvvisamente diventano visibili. Ci può aiutare anche dal punto di vista della sicurezza nel mondo fisico. La realtà virtuale, il metaverso, ci può aiutare anche a implementare la sicurezza nel mondo fisico con queste macchine. Okay. I'm a little bit challenged because I normally don't listen to you. I listen to someone else in the headset. But I think ho simultanea in cuffia, per cui le abbiamo testato. Sì, l'abbiamo testato, ma non siamo ancora a un livello appunto di applicazione nel mondo reale. Lo stiamo facendo ancora a livello di laboratorio, dovrà diventare un prodotto, speriamo che sia presto. Sarà un must per la democratizzazione del robot. Molto bene, e io credo che sia ora di finire, quindi ringrazio ancora i nostri relatori. È stato molto interessante questo viaggio nel presente e nel futuro della robotica e vedremo come continueremo nei prossimi anni. Grazie a tutti e arrivederci alle prossime iniziative di Bergamo Scienza.